Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Ilde, attacca col disco. Sì, buongiorno a tutti e ben ritrovati, è un piacere come sempre passare del tempo con voi. Dunque, noi siamo qui con questa diretta pronti a darvi qualche risposta. Vedo che abbiamo già anche delle domande, però dal momento che il Marietto in questo momento sta mettendo il link della diretta un po' ovunque, vi trattengo un paio di minuti ricordando quali sono gli appuntamenti della settimana. Noi con oggi concludiamo il ciclo di dirette, di appuntamenti appunto settimanali. Riprendiamo lunedì sera, prima di tutto alle 20:30 e fino alle 21:30 sul gruppo Telegram Magici Arcieri Bertoldini. E fatto appunto questo gruppo, fatta questo incontro dove ci riuniamo, siamo un bel gruppetto, ci riuniamo per argomenti di natura esoterica, ovviamente sempre negli ambiti della nostra preparazione, della nostra formazione, dove appunto divulghiamo gratuitamente apprendimenti di radiestesia, radionica, parliamo anche di ermetismo, di cabala, dunque siete benvenuti se vi interessano queste materie, il gruppo è aperto a tutti. Dopo il gruppo ci sarà la diretta sul mio canale YouTube fino alle 10 e qualcosina, dunque vi aspetto. Ma le dirette, per quanto riguarda appunto la settimana, abbiamo la diretta anche del mercoledì, il mercoledì sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 20:30 fino alle 21, poi si torna sul canale YouTube della Hilde alle 21:30 fino alle 22 il venerdì e poi di nuovo il sabato, come oggi, alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Benissimo. Marietto, a che punto sei con... C'ho Fes che dorme un attimino, Ah, ho capito. Sto spammando più che posso, però Fes è proprio deve aver preso anche lui l'ibuprofene, penso. Ah, ecco, anche lui Però perché c'è anche qualcun altro. esatto, però ce la sto mettendo tutta, fra un minutino siamo quasi a puntino. Siamo quasi a Va puntino bene, perché benissimo. praticamente tutti saranno, perché, come si suol dire, felici di vedere il nostro link che Certo. appare nel Allora loro voglio gruppo. ricordare a tutti che ovviamente noi non divulghiamo soltanto, cioè non è che dedichiamo il nostro tempo soltanto alle dirette, e noi appunto, a parte il gruppo di Telegram di cui vi ho accennato parlandovi degli appuntamenti settimanali, potete usufruire tranquillamente anche di altri canali dove potete scaricare materiale gratuito. In primis il capitano.altervista.org, che è il sito ormai in piedi da anni, direi. Quanti anni sono, Marietto? 5? Ormai Forse anche è più di qualcosina di più. 5, cioè diciamo il quinto è stato, diciamo, l'anno del battesimo, però forse qualche mese prima, 6 Ecco, mesi prima è partito. dunque questo, il glorioso sito ilcapitano.altervista.org, dove trovate innumerevoli dispense completamente gratuite con circuiti e le spiegazioni ai circuiti nella sezione PDF scaricabili gratuitamente. Poi c'è anche, ci sono altre due sezioni, una la Hildegarda, una Lea Giacobo e Casti. Sono sezioni dove ho inserito dispense di ermetismo, cabala e anche altre cose, rituali semplici o altre cose che potete trovare e scaricare gratuitamente. Dunque vi invito ad andare a visitare anche il nostro sito, così troverete sicuramente delle cose interessanti. Un'altra... Scusa, ma sai che il mese scorso nel sito del capitano .altavista.org ho fatto il record di entrate, più di 3.200 entrate. Favoloso, benissimo, stiamo Ci lavorando vogliono bene, bene, ci vogliono dunque. bene. Senti un po', Ilde, io ormai ho spammato tutto, se non mi bloccano su Perfetto. Facebook è un miracolo. Va Pensi che bene, possiamo allora abbiamo partire? già delle domande, direi che possiamo partire. Sì. Sì. L'ultima cosa che volevo dire era che un'altra sezione dove trovate del materiale è la community,
Andate a sì, visitare il canale importantissimo. della community del Marietto Veneziano, in particolare perché da me non trovate niente, ma da lui trovate sicuramente i circuiti. Sono gli stessi che trovate anche su Facebook, sul suo diario, nelle varie pagine. Dunque avete veramente tanti canali dove trovare il materiale per voi. Bene, allora ci sono delle domande, cosa ne Sì. dici? Cominciamo? Ma io son prontissimo, scalpita il Perfetto, pendolino anche a grande io. spolvero. Allora, abbiamo Lucia, no, Sì, M, Lucia, sì, sì. dice però M. Buongiorno, aprile 1983, Toro. È Sì, coinvolto e quanto? bilancia. Bilancia 1976. E poi giochiamo all'otto questi numeri, non di Ma punti, tu l'hai perché mi capita la sembra che domanda, è io più non un ho capito rompica niente. è È un più che ci vuole rompicapo, ma è un scusa, rebus. secondo me siamo in Egitto, ci ha preso per degli egiziani, perché una cosa così È un rebus, Marietto. Allora, buongiorno, M, aprile 83, Toro. È coinvolto e quanto? Allora, aspetta, traduci. metto in moto il traduttore. Mh-mh. Lei sta chiedendo se tale M del Toro, nato ad aprile del 1983, è Con la coinvolto. Lucia. Probabilmente ha una storia con questa Lucia che è bilancia del 76. Okay, Penso ho di averla capito. interpretata bene. Vediamo un po'. Ho capito. Allora parte subito il pendolino e vediamo se è coinvolto oppure è proprio una Sì, sì, vabbè, vediamo. mhmm, il mhmm, Mh. almeno per quanto può capire il pendolino, penso proprio che magari però non penso tu lo vedi come me? Guarda, aspetta che provo con un altro circuito a com'è la Okay, situazione, okay, va così bene. Tanto con anche se c'è questo qui. scritto andamento del lavoro si valuta comunque Sì, qualsiasi cosa, perché certo. quello che importa è le voci di questo ventaglio. Diciamo che se è inconvolto proprio non lo vede neanche il pendolino, cioè proprio scarso, 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 eh. Mh. Cioè, è una cosa meccanica diciamo. Prova poi a vedere Ah, 'sti 2 cosa sulla dicono. serie. Va bene, Sì, vediamo un prova a vedere. pochino. Lucia della Bilancia del 76, Mh, 83 del Toro. Vediamo quanto mh. m'è coinvolto, in che grado, in che misura. Beh, lui si presenta bene, eh. Mh. Ma allora, per quanto riguarda il prossimo periodo, a parte che, vabbè, partiamo da una situazione del passato non proprio delle migliori, perché abbiamo costanza, gelosia, amica, militare e disgrazia. Dunque c'è un qualcosa che non quadra, c'è già una partenza in salita. Non so se riguarda qualche pregresso coinvolgimento o qualche tradimento a qualche amica, comunque c'è un qualcosa che non è esattamente, non è trasparente, ecco, perché il militare e la disgrazia parla di grosse discussioni, ma anche di cose tenute segrete. Abbiamo un presente dove lui corteggia, attenzione, bambino e amante, dunque siamo proprio all'inizio, un corteggiamento non di lungo corso, però c'è la falsità e la conversazione, dunque attenta Lucia, Mh. perché è un po' un affabulatore. Attenta, non prendere per oro colato tutto quello che dice. Sicuramente avete un prossimo periodo positivo, niente da dire, non mi sento di dare un esito, sapete che con le sibille andiamo ad indagare il prossimo periodo, dunque non sono in grado di dirti assolutamente no, anche perché lui si presenta in modo piacente, sa come fare, però diciamo che è un po' opportunistico il suo modo di muoversi, oggi vuole questo, gli piace questo e per ora vedo che c'è uno sviluppo in un certo senso. Dunque vedo anche che lo sviluppo proseguirà,
però c'è un qualcosa che questo mi piace un po' meno, o è un qualcosa che comunque di fondo lui vuole vivere nel segreto, non vuole che la cosa si sappia più di tanto, oppure devi attenderti che possa subentrare qualche altra persona. Andiamo avanti. Abbiamo Emily Dickinson, che belle erano le poesie di Emily Dickinson, sono stupende, delle bellissime poesie. Ovviamente è un suo nickname, lei chiede per Manuela, Sì. 19 agosto 75, Marco, 27 maggio 77, vuole sapere come Allora procede. usiamo questo La circuito. valutazione, sì. Sì, perché vediamo come procede. Fammi sintonizzare bene con la Dickinson, Emanuela, Non ti 75 sintonizzare troppo sulla Dickinson che è morta più di un secolo fa. magari aspetta che ah. Sufficiente? Sì, è un sufficiente quasi discreto direi, Vabbè, aspettiamo a parlare, magari sale un altro po'. Magari un diesel. È diventato un discreto pieno. È un discreto. È un discreto. Vabbè, discreto, abbiamo visto di peggio, Marietto. Sì, Magari. abbiamo visto tempi peggiori, Oh. buio completo, scarso, anzi andava sotto, però mi fermavo lì per pudore. Pudore. Beh, noi siamo coi tempi che corrono, discreto è lusso, Sì, veramente. nel Allora, 7 comunque pieno. vediamo cosa dicono le Sibille, 19 agosto 75 Emanuela e Marco 27 maggio 77. Vediamo un pochettino come procede. Beh, c'è qualche afflizione per il futuro, sembra un po' un attimo una cosa un po' ferma. Ups. Mhm. Ma qui però c'è qualcun altro che ronza intorno. Non mi sembra che... Allora, diciamo che nel passato abbiamo una situazione favorevole, denaro, allegria, gran signore, amore, messaggero, dunque una situazione positiva dove possiamo dire che Procedeva, o insomma. procedeva bene, sì. Non so quanto tempo, da quanto tempo questa relazione vada avanti, non abbiamo idea, sappiamo solo di vedere come procede, però sembra che sia partita piuttosto bene, favorevolmente. Adesso attenzione perché o si sono create delle situazioni di orgoglio, delle incomprensioni dove forse un pochino ognuno dei due è fermo su una posizione o forse uno è più disponibile dell'altro, però è come se fossero state dette delle cose, abbiamo qui ladro e deliranti, dunque attenzione, o qualcuno ha provato a insinuarsi e dare fastidio all'unità della coppia, ma non necessariamente in modo intenzionale, però in qualche modo con le parole o con certi atteggiamenti sembra proprio che ci siano stati dei momenti di confusione e di disturbo. Nel prossimo periodo però effettivamente tra amatrice, bambino e dispiacere è possibile che, oh, che questo fastidio prosegua. Abbiamo anche la carta della nemica, dunque è come se qualcuno cercasse di insidiare e di insinuarsi in questo rapporto. Attenzione, potrebbe appunto nascere un qualcosa di spiacevole. Vediamo un pochettino l'esito: sospiri, riunione, amante mercante, dunque o il legame si fa un po' sospirare, dunque abbiamo l'incontro e i sospiri, dunque un qualcosa che
come se avessero difficoltà a vedersi per un periodo, oppure che si crei una forma di lontananza, però poi dopo, o che pure la lontananza sia già in atto un pochino adesso, ma che ci sarà una ripartenza, perché riunione amante e mercante comunque mi dice che si troverà un compromesso e ci sarà di nuovo un maggiore feeling. Diciamo che adesso secondo me qualche difficoltà c'è in questo momento. Andiamo avanti, intanto salutiamo, che ne dici? Salutiamo un po' gli amici. Altro che i nostri amici. Allora, abbiamo già visto comunque Lucia e Emily, e vediamo, salutiamo Benedetta, la Monica, Donatella. Donatella, la Fiore, l'Alessandro che ormai è diventato una colonna dei nostri gruppi, cioè quando Esatto. se non c'era Alessandro non facciamo più niente. Strano. E anche la Claudia, Claudia, dai, se non c'è mi preoccupi. e Come anche non la ho visto la Sara. Claudia? Sì. Anzi, dopo facciamo Sara. una domanda: ci sarà la Sara e la Claudia La Claudia, al la Sara. Pendolino? Sì. La Lucia, Sì, beh, la Lucia l'abbiamo Tiziana, anche una risposto. colonna. Sì, Tiziana, Maria Grazia, Cat, ciao Cat, Zaca, Carmen, vabbè, Benedetta, non so, forse abbiamo salutata, Coccinella. Bene, andiamo avanti così proviamo a rispondere anche ad altre persone. Abbiamo Sì. Monica, good Esatto. afternoon. In Da questo Londra. inglese, tu che sei quasi una dottoressa in lingue e il pane per il tuo. A un passo dal traguardo tirato i remi in barca. Era troppo Allora, facile. Andiamo avanti. 12 gennaio 71, riprendo a lavorare il 15 giugno, ci sarà ancora la manager Diane, vampiro energetico, e ci causerà ancora problemi, grazie Allora, mille. queste son 2 Comunque, domande, son 2 domandine. allora, Prima vediamo rispondiamo alla se prima. riprende il 15 a lavorare e poi vediamo se ci sarà ancora il vampirone. Sembrerebbe che il 15 ma Monica debba riprendere, Mh-mh. Mh-mh. Mi sembrerebbe di sì. Ora vediamo se Il c'è vampiro? questa. Sì, sì, sì. Penso che non ve lo farete mancare neanche questo, non vi mancherà proprio niente. Se vi ha sempre causato problemi, suppongo che continuerà a mantenere alto la bandiera. Sì, penso che ci sarà, ma Vabbè, prova Hilde, però faccio una proviamo. cosa, mentre tu fai una stesa, io devo Sì? andare a fare un picciolino, però tu non dirlo a nessuno, potresti No, io farmi non ti preoccupare, io sono discreta, ci okay, pensi va tu. bene, ti vedo io, arrivo subito, tu Sì, intrattieni, sì, però va se ti bene. chiedono Io io non io tratto niente. intratte io intrattengo, non ti preoccupare. Allora, vediamo Monica, vediamo come va allora la situazione lavorativa e quello che ci possono raccontare le Sibille, vediamo anche se ci sarà quella persona, tanto se ci sarà un elemento di disturbo nella spesa viene fuori. Allora Monica, di tornare torni, effettivamente sono dell'idea anch'io che sia un sì il 15, dunque per il 15 riprenderai a lavorare, anche perché è un qualcosa che stai attendendo già, forse ti è anche arrivata qualche recente comunicazione che ventilava questa data, questa ipotesi, dunque ti vedo comunque abbastanza serena, è un periodo legato a questa situazione del lavoro comunque vedo che hai recuperato, hai avuto modo di stare bene e sei anche volenterosa a ripartire, dunque sei comunque riconfermata nel tuo ruolo. Nel prossimo periodo, ma manco a dirlo, abbiamo nemica e nemico, dunque direi proprio che ritrovi tutte le circostanze che avevi già lasciato, dunque la signora ci sarà di sicuro. In effetti non mancherà di creare ostacoli e problemi e forse qualche abbattimento, qualche scoraggiamento, però è come se nell'arco dei prossimi 2 mesi potremmo vedere e conoscere una circostanza nuova, perché c'è la carta del bambino, dunque chiude con un accenno possibilista. In effetti
guarda, l'esito è decisamente favorevole. Certo, abbiamo o la chiusura di un qualcosa o la completa trasformazione, che chiaramente con una carta favorevole dietro ci parla di un esito comunque positivo, sarà un cambiamento positivo, migliorativo, e anche la possibilità che un tuo superiore o comunque qualcuno nell'ambito del lavoro che ha potere decisionale possa avere dei progetti su di te. Bene, vediamo un pochino la prossima domanda. Io ci sono, ho fatto tutto. Sì, ho fatto tutto. Benissimo. Allora, andiamo alla domanda di Donatella. Ciao carissimi, grazie per la condivisione di tutta la vostra conoscenza, siete preziosi. Non era una domanda, grazie. Grazie Grazie Donatella. Donatella, grazie che ci sostieni. Sì, sì. Ogni Allora, tanto ci vuole Alessandra. incoraggiamento perché con tutti quelli che sentiamo, che vogliono Poi sentire, succedono delle cose ci vuole ultimamente. il giubbetto antiproiettile alcune volte con alcuni che non sono neanche clienti, sono solo persone arroganti che vogliono imporsi. Vabbè, Ogni succede. tanto qualche medaglia sul petto aiuta, aiuta. Andiamo Vabbè. avanti. Allora, ciao Marietto, ciao Ilde, ho una domanda. Pepe? Mia Domanda a Pepe. Daniela. Domanda a Pepe. Mia Daniela, 28 gennaio 51. Aspetta. Mia mamma, dunque, credo che sia questo, Sì? perché visto il 51 direi che qualche Sì, annetto ce deve l'ha. essere per forza la mamma. Ecco, governata o disturbata da forze demoniache come fosse un patto e le sue per fare male agli altri o usata da queste? Allora, traduciamo. Traduci, traduci. Allora, lui vuole capire se è la madre che ha dalla sua delle forze demoniache per dare fastidio agli altri o se viceversa, a suo malgrado, è lei usata da queste forze. Allora son 2 domande. No, è chiarire quale delle due, cioè lui dà per scontato che queste forze ci siano, non Sì. mette in discussione questa cosa, lui dice, lui dice è governata o disturbata? Okay, Cioè, allora io chiedo se è governata. Se dici di sì, sì, se dici di no vuol dire che è disturbata. Va ok, bene? va bene. Mh. Mh. Mi sa che è disturbata. Però è partito sul sì e poi no. Sai In che perché? modalità hai? Sì, Perché molto spiega. probabilmente all'inizio sai che le strade che portano all'inferno son sempre lastricate d'oro. All'inizio si son fatte governare e poi, come ogni filmone, finisce invece che i bravi non vincono e vincono i cattivi. E qui molto Traduci. probabilmente all'inizio, molto probabilmente lei aveva o dei doni o sapeva fare in questa materia e poi purtroppo si è fatta fagocitare. Ha aperto troppe porte, capito. Esatto, sì. Prova un po' a Mh. vedere con le sibille cosa ti dicono, cosa spiffrano. Vediamo come le possiamo Così interpretare Alessandra. perché è una cosa Sei diventata particolare. succube col tempo, ma capita spesso chi usa energie basse del basso astrale? Sì, Hai perché loro entrano per servire, perché sanno che poi c'è il prezzo, che si paga il certo, prezzo. Eh già. Eh. certo. Sì, per chi non lo avesse fatto, vi consigliamo la lettura di Fra Bato il Mago, tra l'altro sul mio canale YouTube l'ho letto un episodio dopo l'altro, così vi fate un'idea di cosa vuol dire avere a che fare con queste forze. Mh. È interessante, non è vero Marietto? Uh, Mh. uh. Allora, vediamo dunque Daniela, 28 gennaio 51 e queste forze demoniache, vediamo un po' cos'è. Allora, effettivamente abbiamo qui una è possibile che le abbia chiamate, perché c'è la stanza e la costanza, dunque ha proprio avuto a che fare con queste cose che poi si sono insinuate
scusate, ecco qua, si sono insinuate nel suo vissuto portando scompiglio e dispiaceri. Dunque, nel momento in cui si sono insinuate hanno cominciato a far danno o a farle fare danno, perché possibilmente anche lei ha cominciato a dire delle cose, a fare delle cose che non erano a posto. Ora devo dire che c'è un gran signore, tra l'altro deve aver scomodato anche qualcuno abbastanza di rango alto, ovviamente parlando dei livelli bassi, perché se parliamo di forze demoniache, anche perché considerando che c'è dello scompiglio qua e là. Allora, ora diciamo che lei all'inizio le ha chiamate, poi sono entrate portando scompiglio veramente a 360 gradi nella sua vita, ma più che altro alle persone intorno. Lei per un po' le cose le sono andate anche piuttosto bene, ma poi hanno cominciato a esserci delle cose che si chiudevano e comunque ancora adesso ci saranno. Probabilmente anche a livello fisico ha portato dei disturbi in qualche modo, perché c'è la carta dell'ammalato, dunque è possibile che ci siano degli squilibri che si sono tradotti anche sul piano fisico a causa di queste cose, infatti di vecchio corso, di un vecchio incontro. Ancora ne paga in un certo senso un pochettino ancora influiranno ancora anche in futuro. Le hanno dato l'illusione o le daranno l'illusione di riuscire in ogni direzione, di avere successo e buone occasioni. In realtà le hanno tolto la felicità e piano piano è lei proprio quella più vessata. Allora, è stata un'imprudenza e effettivamente vedi che c'è il patto c'è, all'inizio lei era d'accordo, amica, vedi? Sì, dopo purtroppo fanno così, mettono un piede dentro la porta, una volta che mettono un piede... Allora, vediamo la prossima domanda. Maria Grazia, Rodolfo e dei gemelli, gemelli. Forse Maria Grazia dei gemelli e Rodolfo dei gemelli. Sono entrambi dei gemelli, vuole sapere se Rodolfo è innamorato di lei. Parto, proviamo a vedere se certo. succede qualcosa fra Maria, se è innamorata. No, se lui è innamorato di lei, magari stanno già insieme, ma lei ha dubbi, chi lo sa. Ho capito. Rodolfo dei gemelli, Maria Grazia dei gemelli. Solleva un po' che è appoggiato. Scusa, è perché sapete chiudo Chiudi gli occhi per occhi, essere sì, chiudo gli occhi per essere imparziale, perché sì, sennò... sì. Insomma, con i pochi dati che abbiamo, la scia chimica, Abbiamo scia solo un energetica, insegnante, sembra abbiamo proprio solo... che... Lei, se tu leggi, il suo cognome c'è non lo ha scritto, c'è però nel suo nick, eventualmente, non so, però solo gemelli, un po', boh. Beh, proprio innamorato non direi. Prova tu a vedere Va poi bene. la radiografia. Vediamo un pochettino i sentimenti che prova Rodolfo per Maria Grazia. È più innamorato di se stesso che di lei. Anzi, è un tipo... sì, buona conversazione,
però non vedo chissà che slancio. Intanto non c'è nessuna carta sentimento vero e proprio in questa stesa, dunque non è comparso il cane, non è comparso il puttino alato, non è comparso l'incontro, cioè non è comparso l'innamorato, non è comparso niente di quello che ci farebbe sperare in un sentimento. C'è però che lui ha una percezione di sé piuttosto elevata. Lui ha carisma e ne è consapevole, ma non è neanche un tipo particolarmente solare. Tra sacerdote e malinconia non è un festaiolo, ecco. Comunque, quanto alla tua domanda, sì, magari è una persona che ha dei progetti, che ha delle idee, però sono progetti e idee che non ti fanno capire bene che direzione voglia prendere questo Rodolfo, perché la carta dei deliranti crea confusione, dunque sono progetti confusionari, scusa, ecco, che non hanno un fondamento, dunque magari lui ti dice delle cose, però poi a stringere, certo, al momento qualcosa te lo fa, sembra che si stia prendendo cura di te, sembra presente, però ecco, è un po' carente, ammalato, stanza, conversazione, dunque non c'è quello slancio, c'è il dialogo, sì, forse vi capite a livello mentale, però anche lì ti lascia comunque qualche perplessità, perché l'ammalato non è che proprio tu sia tranquillissima vicino a questa persona, e in fondo se vieni a chiedere a noi se sei innamorato, vuol dire che qualche dubbio ce l'hai pure tu. Per quanto riguarda, abbiamo anche queste altre carte, dunque un po', non lo so, ti porterà ad essere anche gelosa di un'altra figura femminile, di una sua amica. Dunque, sinceramente, te l'ho detto, secondo me è più innamorato di se stesso. Poi, per carità, la cosa andrà avanti, non è una cosa che vedo chiudere, però se ti devo dire innamorato, beh, mi sembra che innamorato sia un'altra cosa. Senti, dopo questa stesa, hai un Prozac che mi tira su di morale? Ma dai, no, è Insomma, troppo, hai fatto sudare anche me. vabbè, ma cosa devo dire? Mi dispiace di vedere, non vorrei che si illudesse No, è vero, dove non ho l'abbiamo già visto. detto, no, l'abbiamo già Eh, detto anche nelle altre cose. Alcune volte noi certe cose col pendolino è molto più diplomatica la cosa, perché uno dice sì e no, poi sì, uno no, poi le carte però io in questo momento non vedo questo amore. esatto, Magari sboccerà, ma adesso nei prossimi mesi non lo vedo sì, perché tanto per la quale. più leggevi le sibille, più cercavo un Io antidepressivo. non hai notato che Esatto. tra un po' rientravo anch'io nell'inquadratura delle carte perché stavo ripiegando e non sapevo più come dire, cioè mi dispiace quando vedo determinate cose, ma comunque vabbè. Vabbè dai, prendiamolo sul ridere, era una battuta Sì, ragazzi, sì, dice che sì, ci sì. seguite, è tanto per sdrammatizzare. Andiamo Eh, avanti, dai. allora, abbiamo ancora Zacca, Sì? perché poi abbiamo Maria Grazia che l'ha ripetuta almeno 6 volte questa Sì, voleva domanda. essere sicuro, voleva essere Che la sicuro. vedessimo, voleva sentirlo proprio che Rodolfo è innamorato di se stesso. Va bene, andiamo. Dunque, buongiorno, che sorpresa. Provo a chiedere, per piacere, come andrà tra Marcela o Marcella o Marcela, comunque, 17 agosto 69 e Mirko, 7 marzo 88. Riusciamo a chiarirci? Ok, riuscite a chiarirvi su Face? Vediamo se riescono a chiarirsi. No, no, lei dice che su Face lei si chiama Ugo Mar. Ah, scusa, traduci perché sai che Tu, la mia età dopo un certo orario, poi allora, l'ibuprofene. eh, Vediamo se riescono a chiarirsi, questo Marcela e Mirko. Beh, ma, chiarirsi, magari ognuno dice la sua, non è sì, io dipende. direi che Si insomma la chiariscono? cosa sarà un po' sofferta, però Mm. alla fine
esce qualcosa di insomma, la montagna partorirà un topolino, ma ci sarà il topolino, Vedi, sì, è un sì poco convinto, però qualcosina succederà di buono. Prova a vedere un Sì, po' con le Sibille. vediamo un po'. Allora, ogni tanto quando mescolo mi partono le carte e questa è la riunione, dunque probabilmente il chiarimento ci sarà. Allora, vediamo un pochino Marcela e Mirko. Beh, al momento dal taglio sembra proprio no. Sì, non so se andrà però come se lo aspetta lei, nel senso che vedo che effettivamente, a parte che al momento ci sono impunture d'orgoglio, dunque è anche possibile che sia difficile un dialogo, un chiarimento in questo momento e probabilmente lui è anche in un momento in cui si sente sollevato, no? da questa dinamica, perché lo vedo tranquillo, c'è l'allegria, la casa, la gran consolazione, non mi sembra che stia soffrendo più di tanto, però, però effettivamente poi abbiamo, mentre probabilmente quella che soffre un po' di più è proprio lei, cioè lei la vedo giù, donna maritata Costanza dispiacere, dunque morte, artista, disgrazia, io non penso che lui abbia voglia di ricucire, magari parlerà con te e ti dirà le sue cose, i suoi perché, però non mi sembra intenzionato, cioè ti incontra, ma è probabile che lui voglia metterla su un piano di amicizia, capito? Eh, boh, mi sembra un po' questo. Bene, Marietto, 16:37. Abbiamo bucato, abbiamo bucato Sì. ancora. Non riusciamo mai a stare dentro i termini. Vabbè, cerchiamo sempre di fare contente più persone possibile. Sì. Ehm, Tu cosa dici, Hilde? Sei stanca? ma, un E pochino, anche il poi vedo che fisico. comunque ci sono parecchie beh, alcuni sono mamma mia, Maria Grazia voleva proprio essere sicura che le rispondessimo, ma hai visto quante volte l'ha scritto? Sì, lo so, o ha un virus, Allora ma non il corona, un altro del computer, oppure proprio voleva esser sicura che lo leggessimo. cioè vedi tra me e lui non c'è nulla, siamo sposati. Io non so, sai, non mi ricordo neanche cosa le ho detto, però sposati e non c'è nulla, è triste, mi dispiace. Eh, ma sai quanta gente è sposata Sì. Andiamo è avanti. chiuso, fratello e sorella. La Zacca ha Va ritirato bene. il messaggio. Che cosa? Zacca ha ritirato il messaggio, ma noi abbiamo Le abbiamo risposto, ma magari abbiamo non voleva risposto. sì, Scusa perché ci sono non così tante voleva domande. no, non voleva magari, Ho capito, ma tanto lasciar dopo traccia, non lo so, mh-mh. comunque Boh, abbiam risposto. Va bene, che dire? Mh? non lo so, dimmi tu. Facciamo ancora una risposta oppure Ma sì dai, oggi è il sabato. Da te piove, Hilde? no? Allora facciamone 2 o 3, via, dai, via. Su, 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 su. Su, su che i nostri amici son venuti qui per sentire te. Dai, andiamo avanti. Beh, anche te. Allora, vabbè, dove eravamo arrivati? A Maria Alla Grazia. Carmen, perché la Maria Grazia insomma questa signora qui Esatto, le abbiamo l'abbiamo già fatta risposto. perché è un revival, no, lei è come l'eco, no? Allora, Mh. vorrei sapere quali sono i miei talenti o doni.
Qui entri in campo solo tu, perché il pendolino in questo caso qui È difficile. Però sì, ti ricordi che c'è quel quadrante a ventaglio con l'intelligenza? Quello del genio creativo, genio musicale, genio matematico. sì, ma non ce l'ho qui, non ce l'ho qui. Mannaggia, va bene, quello Eh. poteva darci un'indicazione, però magari lei l'intende da un punto di vista spirituale, boh. Ma vediamo le sibille cosa ci dicono, cosa spifferano oggi sabato. Vediamo, proviamo, perché sapete queste domande così particolari. Ilde, io non ti invito al mio canale per fare a pettinare d'agide, devi darti da fare, cara, Stendi. Non pettino le d'agide neanche quando le faccio, faccio altro sulle Bene. d'agide. Perché qui non è che vengono a guardare il mio pendolino, ma vengono a vedere le sibille che le Dici? racconti. Sì, sì. Beh, il raccontino. Allora, vediamo un po' Carmen e i suoi doni. 2 dicembre 64. Beh, in questo momento sembra che anche lei abbia le idee confuse. Beh, è difficile da dire, perché non è venuta una qualche carta particolarmente indicativa. Ha dei doni terapeutici, probabilmente ha la capacità di assistere e ascoltare gli altri e magari di farli sentire in buone mani o che può prendersi cura di loro. Però è come se da questa cosa ci si fosse un pochino allontanata, forse a causa di una figura accanto a lei, probabilmente un uomo. Effettivamente ci sono ancora delle cose nascoste, dei talenti che devono emergere, ma non c'è proprio in modo chiaro quale. Devo dire che è probabile che nel prossimo periodo, perché qui abbiamo la carta delle cose nascoste, ma anche dei cambiamenti sottili, quelli che non si vedono immediatamente, ovviamente un ladro si insinua quando nessuno lo guarda, dunque diciamo che l'energia che porta questa carta è che qualcosa lavori nell'occulto, e dunque è possibile una predisposizione nell'ambito appunto delle scienze, delle materie occulte e anche di tipo filosofico, religioso. Qua compare la carta del sacerdote e gli studi, dunque i tuoi talenti o doni sono nell'ambito delle questioni umanistiche o comunque filosofiche, religiose, come ho detto, gli ambiti diciamo di Giove, anche dell'accudimento del prossimo. Abbiamo qui, vedi, questa cosa dell'ascolto che è rappresentato dalla carta dell'amica, il tuo essere molto volenterosa e anche avere un buon grado di determinazione e di costanza. Dunque, se tu imbrocchi qual è la tua strada, la cosa più giusta per te, ti darai sicuramente da fare. Ad ogni modo, questa carta della costanza è un segno di riuscita, qualunque sia il tuo talento, emergerà senza dubbio e ti porterà a un qualcosa di nuovo, una ventata nuova, anche se con qualche timore, perché probabilmente ancora, nonostante qualche tuo talento ti sia già conosciuto, tu conosca già qualcuno delle tue doti, però hai una forma di insicurezza per via dell'inesperienza. Forse devi continuare e coltivare in modo più attivo, così che comunque è positivo. Spero di averti dato qualche indizio. Io l'ho tradotto ovviamente in termini spirituali, doni, il dono dell'ascolto, che non è una cosa poco, dell'empatia, probabilmente entri in empatia con gli altri, magari arrivi addirittura a percepire i loro malesseri. Questo è un po' quello che percepisco. Il dono dell'ascolto, se riesci a ascoltare, non ce l'ha. Sei arrivata fino qua? Sei Sicuro? arrivata fino dopo che hai il dono Sei dell'ascolto, arrivata fino garantisco qua. anche il mio pendolino, senza girarlo, Okay. garantisco. Sei arrivata fino qua è una dura. Brava, andiamo avanti, dai.
Allora, Benedetta, 13 Sì, agosto 64, come sarà il periodo estivo per me? Beh, tu puoi valutarlo con quella sì, scala. adesso ti mm? do un po' di riposo, un po' di vediamo un po' come sarà tanto che è corto, quindi faccio in fretta, io chiudo gli occhi. Come sarà per Benedetta del Il 64? periodo estivo, 13 agosto 64. Marietto, dai, le vitamine al pendolino. Benedetta non sarà proprio uno di quelli da Mh. ricordare tra i più bisogna dire che per molti, Mh. quest'anno sarà un anno impegnativo, di grande impegno, insomma, e sarà sufficiente. Cara Però grazia. non è scarso, non è scarso perché insomma ci sono degli stati prova un po' a vedere Ilde che magari tu Vediamo un ribalti la pochettino. situazione. Siamo come il governo italiano, sai, io sono in Parlamento, tu Senato, vai. Voti destra e ti spunta la sinistra. Esatto, che non si capisce mai alla fine che legge uscirà, però Alla vabbè. fine ti impapocchi, alla fine fanno cosa vogliono. Allora, vediamo un po', Benedetta, come sarà quest'estate. Mh. Beh, magari non è proprio scoppiettante perché abbiamo delle situazioni che vanno assolutamente chiarite, perché vedo appunto al presente, diciamo il passato, c'è stato qualcosa di forte, forse proprio delle discussioni con un uomo molto forti che hanno portato magari a una leggerezza, oppure è stato detto qualcosa con leggerezza e che ha avuto ripercussioni importanti. Comunque la linea del passato recente è un po' pesantina, cioè ci sono stati climi veramente un po' duri, qualche cosa di forte inatteso che si è verificato. Abbiamo al presente, come ho detto, la necessità di chiarire, perché abbiamo gelosia, dispiacere, conversazione e amatrice. Dunque è possibile che al momento ci siano delle questioni legate al passato o a una persona del passato che ci causa appunto forti emozioni e emozioni proprio che danno magari anche proprio una gelosia nei confronti di una persona del passato, come dire, che in questo momento, ci sono degli aspetti su cui va sicuramente, dialogato e chiarito, Questo è un po' il senso della linea presente. Abbiamo nel prossimo periodo, ehm, la possibilità, nonostante ci sia appunto, visto il clima presente nel prossimo periodo, un po' di abbattimento morale, devi aspettartelo, dunque vai incontro a un periodo, cioè il presente e il prossimo periodo non sarà proprio leggerissimo, dunque c'è sicuramente del turbamento, qualcosa da sistemare e probabilmente parlerai con una persona amica che ha delle capacità, delle possibilità non solo di ascoltare, ma di darti anche dei consigli, una persona valida, perché abbiamo amica e artista, dunque è possibile appunto che tu riceva il supporto di qualcuno molto brillante, molto intelligente. Nel prossimo periodo succede un qualcosa di particolare. Abbiamo ladro, amore militare. Dunque è come se, io non so se tu abbia già un rapporto, un legame, abbiamo detto, si chiama Benedetta. Benedetta, 13 agosto 64. Dunque, 13 agosto 64, Benedetta, qualcuno che comparirà nella tua vita. ehm, è probabile che la comparsa del ladro è perché tu sei già in una relazione o
questa persona sarà già in una relazione. Comunque è una carta che parla di un qualcuno che entra, poi con l'amore è molto evidente che deve essere un qualcuno che vai a incontrare o che entra quasi all'improvviso, perché questa dell'amore così è una novità, una conoscenza nuova, oppure un qualcosa che appunto non ci aspettiamo, ma favorevole, però sembrerebbe che abbia un'impronta di tipo più sensuale, più di attrazione forte, ecco che questa cosa possa nascere in quel senso, e comunque nel segreto. Dunque non è neanche una cosa che potrai viverti serenamente, e anche per questo probabilmente non sarà un periodo scoppiettante, però vedi, qua c'è la conferma di un qualcosa di intimo e nuovo, ok? Dunque, in quest'estate, secondo me, la nostra Benedetta, sì, la nostra Benedetta conoscerà qualcuno, magari sarà quelle cose intense che si aprono e si chiudono nel giro magari di poco tempo, ma che lasciano il segno, che sono forti. Boh, una cosa del genere dovrebbe capitare. Allora, io comincio a essere stanchina. Sì, adesso ci fermiamo, Ilde, Sì, perché sì. effettivamente hai dato troppo. Brava, Ilde, grazie di essere venuta. Io ringrazio te per avermi ospitato. Boom, dopo in nero, sai, la solita tariffa. Cosa io lo do a te perché mi hai ospitato. Oh, sei mica qui a fare l'esagine, a pettinare l'esagine. Scherzo, va bene. Certo, va bene. Carissimi a tutti, io vi auguro sicuramente un buon proseguimento di giornata, una buonissima domenica. Noi ci ritroviamo lunedì nel gruppo I Magici Arcieri Bertoldini su Telegram dalle 20:30 fino alle 21:30, e dalle 21:30, se avete il piacere ancora della mia compagnia, sarò sul mio canale YouTube nella diretta dalle 21:30 fino alle 22 qualcosina. Arietto. Sì, io ho detto tutto, cioè sei stata brevissima questa volta, come sempre voglio dire, Solo no, questa, grazie. ricordami della community che se vogliono venire a scaricare nel sito del Certo. Capitano, e che quando ti contattano appunto di essere delicati, perché noi siamo professionisti e alcuni Certo, pensano poi che voglio siamo... dire una cosa, Brava, ehm, dilla. noi offriamo delle finestre dove potete venire e farci le domande gratuite. Fuori da quelle finestre è inutile che si insista, perché no, cioè noi siamo molto contenti di dare la possibilità a tutti, ma abbiamo delle strutture che intendiamo rispettare, e dunque anche voi nel rispetto dei nostri confronti, se l'orario che vi diciamo per la gratuita è quello, venite in quello, non insistete al di fuori di quello, perché chiaramente trovate la porta chiusa. Anzi, io mi sento dall'altro lato che non c'è rispetto nei miei confronti, perché è chiaro che se io dico sì, ben volentieri vieni a quell'orario, e poi ma poi mi leggono tutti, ma non è un problema mio, dovete capire, giusto? Bene. Giusto, no, è buono che lo ripeti perché Certo, lo purtroppo... spazio c'è la possibilità per tutti, però a determinate condizioni. Sì, ma anche perché, parliamoci chiaro, stai diventando sempre più famosa e purtroppo ci sono Vabbè. persone nuove, no, che non sono ancora sintonizzate col nostro sistema di lavoro e Mm. pensano che siamo come quelle persone che sono lì fra un bollito, una sigaretta, pipettine e una capisci quelle Poi che... un'altra cosa, che proprio parlate bene, Sì, non dovete essere laureati, non mi interessa, ma quando parlate con me, anche se ce l'avete a morte con una persona, non usate parolacce, perché io non sono non sono un cestino dell'immondizia, dovete usare le parole e riversare su di me delle vibrazioni. Non sono disponibile in questi termini, mi urta un po', perché sono una persona molto precisa, fine, non lo so, vabbè, sono sempre sì. a disposizione, ma ecco, non Sì, sono... proprio perché bisogna ammetterlo che ultimamente purtroppo sei diventata troppo famosa e gli ultimi che ci hanno raggiunto pensano di parlare con la bottegaia No, ma no, senza nulla togliere a nessuno. no, no, senza nulla però è così, no, è Io così. quando vi rivolgete qui,
a me o al Marietto lo stesso rispetto che vorreste in cambio. Noi lo diamo sempre a tutti nella massima precisione, educazione, poi magari scherziamo, ridiamo, facciamo la battuta, ma è sempre una battuta Sì, per gentile. drammatizzare, è chiaro questo, no, perché se no uno prende il primo ponte e ci saluta, no, allora noi per tenerlo qui con noi sdrammatizziamo, no, però voglio dire, Sì, sì, sì. oltre a queste battute di questa mezz'oretta che Mai ci dedichiamo a tutti permetteremo, infatti. esatto, chiaro, oltre a queste battute nel privato è solo commerciale, giusto? Ah, sì, sì, infatti. Ah, ecco, Maria Grazia ha aggiunto anche che sono sposati, ma non tra loro, con 2 persone diverse. Okay, va bene. Succede nella vita anche questo. Bene, Io ho detto buona tutto quello continuazione a tutti allora. sì, Vi ti salutiamo. ricordiamo, purtroppo non siamo riusciti a rispondere a tutti, tornate alle prossime dirette col Marietto il mercoledì alle 20:30 fino alle 21, poi sforiamo sempre un pochino, e il sabato come oggi dalle 16 in poi, perché è inutile dire 16:30 perché non ci fosse un sabato che finiamo alle 16:30. Dunque ci sono queste finestre di tempo sul canale YouTube del Marietto Veneziano, sul mio canale il lunedì e il venerdì tra le 21:30 a 10, 10 e un quarto, insomma, questi più o meno sono gli orari. Bene, vi ringrazio, io Ciao a intanto tutti allora. vi congedo, buon fine settimana a tutti. Ciao. Ciao.